La Camera di Commercio veneziana si prepara a festeggiare l'inaugurazione della restaurata sede istituzionale di Venezia. L'intervento, iniziato nell'ottobre del 2009, ha comportato il restauro della facciata e la rifunzionalizzazione degli ambienti interni. Per l'operazione di risanamento del palazzo di Calle Larga 22 marzo sono inoltre stati utilizzati materiali, prodotti e tecnologie innovativi ed ecocompatibili. Un'importante azione di recupero che ha comportato anche un ingente investimento per l'ente. L'appalto pubblico ha visto un impegno complessivo di circa 10 milioni di euro tra lavori diretti, progettazioni e quant'altro. Quindi un impegno anche significativo che ovviamente, pur essendo su un appalto pubblico, poi è stato importante sia stato riversato sul territorio. Oltre ad aver dato lavoro a maestranze e imprese locali, lo sforzo della Camera di Commercio, che ha voluto riportare all'antico splendore l'edificio realizzato negli anni '20 del Novecento, ha anche l'obiettivo di far tornare la sede veneziana un cuore pulsante della città. La valenza rispetto alla prospettiva, cioè questo immobile restituito alle imprese, alle categorie economiche di Venezia, della provincia di Venezia, della futura città metropolitana di Venezia, a disposizione loro per opportunità di business, di incontri con l'estero, con altre delegazioni, ma anche per aree espositive per le eccellenze veneziane, quindi un traguardo che guarda in avanti. Fervono quindi gli ultimi preparativi per l'inaugurazione ufficiale, che si terrà con una cerimonia su invito nel pomeriggio di domenica 17 novembre. Per la storica occasione sono in programma una serie di eventi, con convegni, mostre e concorsi che si terranno sino alla fine del mese di novembre.